caotici fanno discorsi che arrivano al cuore. Mai cosa è stata tanto vera per Vico d'Arzere, dove due fiumi si incontrano in un abbraccio profondo al suo paese. Allora andiamo a conoscere in profondità questa terra, dove si dice che dentro ai suoi grandi fiumi corrano i ruscelli. E rieccomi con il sindaco e onorevole Adolfo Zordan. Buonasera sindaco. Buonasera Ida. Raccontiamo al nostro pubblico cosa c'è di fantastico in questa terra lambita dai due fiumi. Beh, insomma, come puoi vedere, vedi un percorso che parte da Ponte Vico d'Arzere, anzi parte da Torre e va a finire quasi a Piazzola sul Brenta. È un percorso meraviglioso dove tu vedi il fiume Brenta da questa parte che scorre, molto silenzioso oggi, ma posso garantirti che quando in piena fa paura. Un fazzoletto di terra tra due fiumi. Questa ciclopedonale parte da Ponte Vico d'Arzere e va a finire al Ponte di Limena, quindi molto lunga, molto bella. Sì. Qui si può correre sia in bicicletta, si può camminare a piedi, abbiamo la natura a due passi, abbiamo il fiume Brenta. Siamo nel pieno della natura che ci ha dato qualche problema, che però siamo riusciti nel corso degli anni a risolvere in maniera egregia. Sì, certamente sì, specialmente quando c'è stato lo sviluppo di Vico d'Arzere, però io voglio ricordare una cosa: quando c'è stata la Repubblica Venezia, qua nasce il sinistro medio Brenta in cura con la Repubblica di Venezia, perciò hanno fatto una serie di scogli e di altre canalizzazioni che siamo stati sempre abbastanza sul sicuro, però riportato agli abitanti di adesso abbiamo dovuto intervenire, diciamo, come amministrazione, come uomini, insomma, modificare anche noi qualcosa. Lì la pista ciclabile e qui siamo sul sottoargine o sottobosco, una meraviglia veramente. Sì, certamente sì, guarda, bisogna venire in tutte le stagioni qua, bisogna vedere quando c'è la primavera, quando comincia a fiorire la natura, qua vedo una distesa di fiori, ci sono di colori spettacolari. In centro paese abbiamo la Madonnina delle Acque. Perché, onorevole? Certamente sì, perché come villaggio, come Vico d'Arzere, siamo nati sulle sponde di due fiumi, tra il Brenta e il Musone dei Sassi, e credo con devozione e con tutto quanto una Madonnina delle Acque, chiamata proprio così, sia la protettrice che ci ha sempre salvaguardato. Difatti credo che nella storia di Vico d'Arzere sia stata un'invenzione soltanto, e chi ha fede ringrazia la Madonna. Alle nostre spalle la chiesa con un grande campanile. Quanti metri fa questo campanile? Il campanile era 86 metri, poi sfortunatamente un fulmine ha fatto un po' di danno, ma abbiamo accorciato di poco. Non abbiamo perso il nostro posto in graduatoria nel Veneto, rimaniamo sempre il terzo campanile più alto. Assessore, la natura non ha fretta, eppure tutto si realizza. Questo succedeva quando i fossi venivano puliti dai contadini una volta, ma adesso le cose sono cambiate. Sì, sono molto cambiate. Vico d'Arzere, che ha un territorio di circa 20 km quadrati tra due fiumi, il Brenta e il Musone, inclinato verso il Musone dal punto di vista idrografico, è un comune che 20 anni fa, con 180 km di fossi, tra fossi privati, fossi comunali, fossi consorziali, ha avuto praticamente le prime crisi. Perché il sistema di questa rete che raccoglieva le acque nel tempo e le smaltiva lentamente è venuto meno per incurie, perché non c'erano più i coltivatori che li manutentavano, per cui questi fossi hanno perso questa funzione di invasa, l'acqua ha cominciato a correre sui campi, i nostri centri abitati, che sono 4 frazioni, capoluogo più 3 frazioni, hanno cominciato a subire, diciamo, questi eventi, e per cui sostanzialmente quella che era una funzione della natura naturale nell'arco di decenni, anche di centinaia di anni, ha dovuto sostituirla con interventi fatti dall'uomo. Abbiamo fatto gli interventi, diciamo, di messa in sicurezza del territorio attraverso delle opere che sono diverse opere, circa 10-11 milioni di euro di lavori, che hanno praticamente costruito delle fosse di raccolta e delle pompe elettromeccaniche, tanto per sintetizzare l'intervento, che entrano in funzione quando, diciamo, la normale defluizione delle acque verso il Musone dei Sassi non può essere più fatta perché l'acqua si innalza, e quindi che il concetto è stato quello che prima stava nel territorio veniva lentamente smaltito perché passava attraverso questo contenimento di fossi, dobbiamo praticamente buttarlo sopra gli argini. Due sono
sono i fiumi che si incrociano a Vico d'Arzere, uno è il Brenta e l'altro è il Muson. Eccolo qua. Cosa succede quando le acque del Muson si alzano? Molto semplicemente si chiude il deflusso normale delle acque ed entra in funzione questa pompa elettromeccanica che vediamo qui dietro, che praticamente raccoglie l'acqua che arriva e la porta sopra il Muson, cioè sopra la linea dell'acqua del Muson. In caso di emergenza poi entra in azione la protezione civile, la vostra protezione civile. La protezione civile è comunale e sono i volontari che ovviamente presidiano e controllano tutto il territorio per verificare che tutte queste azioni, che poi vengono messe in moto automaticamente, siano effettivamente funzionali all'esigenza del maltempo, all'esigenza dell'innalzamento dell'acqua, quindi costituiscono il controllo umano nel territorio che funzioni tutto. Una grande squadra, una grande famiglia, quella della protezione civile, che adesso andremo a vedere dove. Andiamo a vedere dove c'è la sede, praticamente nell'ex base missilistica, che era un deposito di missili e che abbiamo trasformato come punto di sicurezza del comune. Roberto, voi siete dei produttori di sicurezza nonché dei produttori di idee. Dove siamo qui? Qui siamo nella ex caserma dell'aeronautica, che era un deposito missilistico. All'interno di quest'area di circa 30.000 metri quadrati, fin dagli anni 30 c'era questa presenza di questa base militare e qui c'erano i missili Nike. Ma Roberto, aspetta. Proprio i missili Nike che venivano sparati o volevano essere sparati contro la Russia. Diciamo questo era uno dei primi avamposti, non a caso si chiamava deposito missilistico VII, da cui sarebbero dovuti partire i missili se non ci fosse stata una guerra nucleare. Esatto, e queste erano le cupole dove erano tenuti dentro anche i pezzi, insomma. Anche quindi, i pezzi, certo. Infatti qui abbiamo la parte dove c'erano tutti i pezzi di ricambio, che è ancora schermata, se la si vede. Si possono vedere ancora le sirene di allarme. Certo. E poi lì abbiamo una torretta. Una garritta si dice. Com'è che si dice? La garritta era una garritta dove c'erano le guardie che difendevano l'area. Che abbiamo detto che grandi idee si stanno sviluppando proprio in quest'area. Bene, abbiamo già cominciato a utilizzare, ovviamente stiamo facendo degli investimenti perché le palazzine degli ufficiali saranno trasformate in un auditorium, quella degli ufficiali nella sede della Croce Rossa, mentre il loft, come lo chiamiamo noi, cioè dove c'erano i pezzi di ricambi, l'abbiamo già cominciato a utilizzare come base per fare delle manifestazioni culturali, quindi abbiamo ritenuto opportuno che questa struttura si presti proprio per fare questo, quindi sicurezza da una parte, dove c'è la sede della protezione civile, e anche proposta di vita e di percorso culturale per i nostri cittadini. Certo, andiamo a vedere subito allora la sede della protezione civile, e tutti i vostri mezzi sono tanti, sono importanti, essenziali per il vostro territorio. Mi sembra di capire che voi siete una grande squadra, tra comune, protezione civile siete una grande squadra, sì, una grande collaborazione. Esatto. Si può dire che siete quasi amici, è vero? No, più di amici. Siete più di amici. Allora raccontiamo al nostro pubblico cosa fate con questa imbarcazione nel fiume. Questa qui l'abbiamo sempre adoperata per pulire sotto il ponte che si ferma i tronchi. Di quanti interventi barca... necessita questo territorio durante l'anno? Beh, adesso che è stato messo a posto tutto quanto, come pompe tutto quanto, un po' meno del solito. In modo abbiamo fatto diversi interventi. Cosa vuol dire messo a posto tutto con le pompe? Le pompe che idrovore che tirano su e tutte le possibilità che l'acqua non si ferma. Esattamente, questo è essenziale. Esatto. È vitale, si può dire, per questo territorio. Senz'altro. Un grande lavoro. Un magazzino importante con tanti mezzi. Quanti mezzi avete qui? Abbiamo una Panda, un Brema, un PLS, un Iveco e un Defender. E comunque tutti i mezzi che durante l'anno adoperate. Adoperiamo. Vengono adoperati alla grande tutti quanti. Sempre, sì, da tutti. Bello il vostro lavoro, io vorrei venire qua a vedere il vostro lavoro. Vieni, ti ospitiamo. Siamo con il responsabile delle telecomunicazioni e siamo nella sala radio della protezione civile. Che uso ne fate di questa sala e di queste comunicazioni? Le radio servono fondamentalmente per tenere tutti collegati e fra di loro e con la sala radio. Con questi sono gli occhi di quello che io non vedo quando sono qua. Quindi
loro attraverso la radio mi spiegano qual è l'evento fuori, e io dalla sala radio posso comunicarlo al sindaco. Eventi calamitosi di qualsiasi genere, le telecomunicazioni di questo tipo sono sempre le prime a entrare in campo, perché crollano la telefonia mobile di default. Noi con questa radio riusciamo a tenere in piedi tutto quello che serve, e per noi e eventualmente anche per i carabinieri, per tutte le forze che intervengono. Vigo d'Arzere, territorio d'acqua, quanto importante era una volta la torre piezometrica che abbiamo alle nostre spalle, Roberto. Direi che è una testimonianza storica, diciamo, del nostro territorio. Attualmente è ancora proprietà privata, ma stiamo cercando di recuperarla ai fasti e ai ricordi del comune. E la torre piezometrica ha la funzione che l'acqua col suo peso entra a livello di rubinetti senza particolare problema. E questa è una cosa bella e storica da vedere. È da vedere, siamo intenzionati a recuperarla, diciamo, al patrimonio. E sempre nell'ex base missilistica, onorevole, qui abbiamo uno stabile imponente con un progetto nuovo già operativo. Sì, questa sono le ex mense degli ufficiali che naturalmente frequentavano la caserma, facevano il servizio militare. Noi lo trasformeremo in un centro civico. Credo che entro sul giro di un anno qua si avrà il risultato per la popolazione, un centro civico di 300 persone. Ogni cosa che puoi immaginare la natura l'ha già creata. La natura è un posto da visitare, la natura è casa nostra, la natura è la casa di tutti. Grazie gentili telespettatori di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici, sempre qui a Vigo d'Arzere. E vi ricordo, se avete piacere rivedere questa puntata, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione produzioni. Grazie, buonasera.